Va ora in onda la rassegna stampa. Cioè, capisco il regista esibizionista, no? Che arriva in studio con la racchetta da tennis. Perché mi ha detto, io arrivo dalla Brianza, no? E quindi sono andato a fare una racchettata e passo un attimo a farti da regia e poi torno ancora a racchettare. No, ma è giusto. È bello questo. È ottimo. No, io invece ho sbagliato completamente, sono in maniche corte, fa un freddo della miseria a quest'ora, no? Ma è partita l'aria condizionata qui in Bellerio, noi siamo sempre molto nordici, pensiamo e viviamo il nord e quindi... Oh, un freddo boia, che cavolo. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno, buon mattino, felici come Pasquette. Oggi è lunedì 27 aprile 2026, il buongiorno si sente dal Varin. E che buongiorno, ragazzi miei, Fai un weekend a casa e dici ci riposiamo un po', chi è andato a battesimi, chi è andato a passeggiare, giornate stupende e guarda un po' cosa ti ritrovi sui quotidiani il lunedì mattina. Sul Corriere, spari alla cena con Trump. Repubblica, Trump, cena con sparatoria. Sulla Stampa, terzo agguato a Trump nell'America dell'odio. Attenti al Fatto Quotidiano che invece relega questa notiziola, ma sarà vero poi? Adesso si stanno sganciando completamente le bombe dei gomblottisti. Terzo attentato fallito a Trump, come dire, accidenti, è andata male, che stavolta esorta alla concordia. Siamo sul Fatto Quotidiano, questo è il taglio alto. Segnala anche che la spesa militare globale mai così alta, 2.887 miliardi, in Italia cresce del 20%, mentre il titolo principale del Fatto Quotidiano, così casualmente, tanto per fare una polemica nuova, perché quelle di oggi non ci bastano, la Minetti, ve la ricordate? La Minetti fece causa, non la cantante, fece causa per ottenere il bimbo che le è valso la grazia, ricordate? La Minetti è stata graziata dal Presidente della Repubblica. Le carte non tornano, scrive oggi il Fatto. Il minore non era abbandonato a entrambi i genitori, quindi la Minetti avrebbe fatto tutto questo per avere la grazia. Chiaramente, signori, una polemica in più, cosa volete che sia? Perché oggi è una giornata così noiosa. A proposito, chiaro che io adesso sono qui obbligatoriamente a fare una rassegna stampa che sono certo molti di voi farebbero a meno di fare, perché effettivamente dice ma su ogni giornale c'è la stessa pappa. Non è vero, vedi, questo è già diverso, ma se sono qua sono per avere un vostro responso. Chiaramente sono qui per chiedervi, per sollecitare un vostro commento alle notizie del giorno. Quindi il bello del Sammy Varin del lunedì mattina, soprattutto di oggi, è che voglio subito un vostro commento tramite WhatsApp al 340 67 09 659 su quanto vi sto leggendo. Ad esempio il resto del Carlino, Trump, l'ultimo attentato, gli spari del prof modello nel senso non è che salve collezione primavera estate modello, nel senso che era un prof gentile, è stato un attentato gentile, sai, capire anche che cosa rappresenta Trump in questo momento,
perché hanno cercato di farlo fuori. Mia moglie Marta me lo ha detto già qualche settimana fa, vedrai che lo faranno fuori. Io non lo so, adesso ma mettiamolo uno studio di cartomanzia in casa Varin, Cassano Magnago, ma io sono pronto veramente. Trump sotto tiro è il titolo del Messaggero, mentre il quotidiano La Verità, e per fortuna sì, centropagina c'è Trump scampa di nuovo a un attentatore, è un uomo malato, odia i cristiani, virgolettato di Trump, ma non è il titolo principale sulla Verità. Si parla invece del piano Meloni contro gli avvoltoi. In arrivo aiuti per casa e salari. Il premier insiste, sforiamo il patto UE per spendere di più. In settimana possibile voto per spingere l'attivazione della clausola nazionale e con Parigi si valuta di non versare gli interessi del PNRR, mentre i fan del governissimo, Giavazzi e Binismaghi, gufano. E di questo, signori, parleremo questa mattina alle 9, perché come ogni lunedì abbiamo il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, e il Parlamento su questo argomento, sforo sì, sforo no, si potrebbe esprimere già questo giovedì. E anche qui, ragazzi, chiedo a voi un minimo, datemi una traccia. Secondo voi bisogna uscire? Tu dici uscire dall'Europa, no vabbè, sforare, sospendere il patto di stabilità, poi il termine è quello che preferite, sospendere il patto di stabilità, sforare il patto di stabilità, aumentare il deficit, ok? Quindi spendere dei soldi in deficit, ma perché in questo momento gli italiani ne hanno bisogno. Ci state a fare sta cosa? Lo sapete che a quest'ora ascoltano anche molti politici sonnecchiosi che si stanno preparando per tornare a Roma. WhatsApp al 340 6709 659. Cosa consigliamo a questi politici? Anche se devo dirvi, in questo weekend ho girato un po' e io non guardo il panorama, guardo i prezzi dei carburanti e devo dire che non va mica poi così male. Cioè il gasolio in molte pompe è sotto i 2 euro. Uè, sta diminuendo. La benzina, cioè in molte pompe 1,6, cioè, non è mica così tanto, non è così poco, ma neanche così tanto. Che possiamo fare? Intanto La Verità, ti dicevo, il piano Meloni contro gli avvoltoi. C'è anche la storia di Beatrice Venezi, ok? Sì, adesso ne parliamo. La Fenice licenzia Beatrice Venezi per le sue frasi gravi e offensive. Lite sul presunto nepotismo dell'orchestra. Allora, lo sapete, sta Venezi non è mai piaciuta alla sinistra, perché lei appunto non è di sinistra e quindi non può piacergli, non ha abbastanza esperienza, c'ha la bacchetta troppo corta e tutti sti modi di dire strani, eccetera. Fatto sta, a mio parere personale del Sammy Varin, probabilmente lei si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpetta, non so se va sulle ballerine o qualcosa col tacco alto e insomma in un'intervista ha detto quello che pensava, cioè che c'era un certo nepotismo all'interno dell'orchestra della Fenice. Probabilmente quando ha pensato di dire queste cose ha detto me ne vado fuori dalle balle e fanculo a tutti quanti. Che ne pensate? Potrebbe essere questa la situazione. Tu dici ma no poverina, le hanno fatto un'intervista e le è scappata quella frasetta, cioè che erano lì a suonare solo perché amici o parenti di perché in Italia com'è? 340 6709 659. Mai che io voglia dar ragione alla Venezia, perché poi giustamente anche Giuli ha detto no, effettivamente così e cos'ha, quindi insomma non è che la difesa, cosa vuoi difendere? Una che dice una cosa così grave
e inedita non la puoi difendere. Diamo sul giornale: spari contro l'America, titola oggi il quotidiano Il Giornale, ma a me interesserà di più quello che c'è scritto in centropagina: business rosso sui clandestini, via dall'Albania 2 migranti su 3. L'inchiesta oggi sul quotidiano Il Giornale: così i legali vicini alla sinistra hanno bloccato 345 rimpatri. A Jadè, stupratori e ladri, ecco chi è recluso nel centro albanese. Si ritorna su questo argomento, per noi, devo dire, molto importante. Se per voi non lo è, se questi poveri li preferite acciabattare sotto casa vostra, anche qua me lo scrivete: 340 6709 659, perché la nostra radio si chiama ancora, anche oggi, sì, si chiama così, Radio Libertà. C'è scritto così anche chi ci guarda in radiovisione, lo ricordiamo, se scaricate l'applicazione o se andate sul sito radiolibertà.net potete anche vedere i titoli dei quotidiani che Sammy Varin vi sta mostrando. Il silenzio dei reticenti, questo invece è il titolo di Libero. Attentato a Trump e caccia all'ebreo, sinistra muta. Spari alla cena con Donald, solidarietà da tutto il mondo, non dai nostri progressisti, che glissano anche sugli insulti antisemiti al corteo di Milano. Ira di Israele. Sì, non so se lo sapete, ma c'è stato il 25 aprile l'altro giorno. Lo sai, se scegli questa radio, lo sai cosa vuol dire? Vuol dire che io te la cito soltanto questa notizia. Non pensare che io ti legga migliaia e migliaia di argomenti sul 25 aprile e allora ha detto questo, quell'altro ha fatto quest'altra e questa brigata ha dovuto uscire, è stata la polizia, cioè facciamo finta di niente. Poi potete girare su un'altra radio e ti fanno un culo quadro sul 25 aprile. Via la Venezi! Se sei di destra non lavori. Bella questa frase, è terribile ma è così, Via la Venezi, se sei di destra non lavori. La Fenice licenzia la direttrice d'orchestra. E devo dire, molti di noi, e forse anche di voi che mi state ascoltando, magari convenite con questa frasettina, Se non hai in tasca certe tessere, certi lavori non li puoi fare. Già. Il tempo, anche qui, titolo potente: cercano il morto, lì e pure qui. Perché? Trump ancora nel mirino, sparatoria alla cena di gala, il terzo attentato in 22 mesi. E in Italia la situazione non è diversa. Le squadracce rosse del 25 aprile dimostrano che la miccia è accesa. Elli, Conte e company inseguono la deriva. Cercano il morto lì e pure qui. Editoriale molto potente che riassume un po' tutto quello che è avvenuto negli ultimi mesi di Daniele Capezzone. Fammi vedere, lo so, mi state già richiedendo quello che non c'è. Io vi capisco che stare senza quel giornale solo per un giorno è una cosa. Dovete aspettare domani, anche domani, anche l'Unità, l'Unità non c'è quest'oggi, quindi non è che tu dici mi leggi il titolo del 25 aprile, perché c'è quella del 25 aprile di Unità, poi hanno chiuso perché festeggiano, erano tutti a manifestare. L'Italia festeggia il 25 aprile varando una legge fascista, titolava l'Unità il 25 aprile, votata alla Camera la norma Ku Klux Klan. Parleremo del decreto sicurezza certamente anche con Molinari alle ore 9. Il Domani: gli spari, la paura e il flop sicurezza
Trump, ecco l'attentatore gentile. Ecco, questo modo così gentile di attentare alla vita altrui, che ne pensate? Perché Trump è tutt'altro che gentile. Dal primo giorno ha detto faremo l'America grande, eccetera. Noi pensavamo fossero le solite parole e dopo 15 giorni ha tirato fuori quello che sarebbe successo, e quindi tasse, mica tasse, dogana per esportare le nostre cose, bisogna pagare, cioè robe che uno diceva perché tutta questa cattiveria? Poi la cattiveria ha peggiorato ulteriormente, dichiarando guerra di qua di là. No, prima dichiarando che le avrebbe finite, le avrebbe chiuse tutte le guerre, e poi invece aprendone di nuove. Tutto questo ha generato un certo pensiero verso Trump. Proprio per questo oggi ho bisogno del vostro spunto, perché siete voi veri editorialisti. Questa è una rassegna stampa solo tra virgolette, in realtà è un motivo per entrare sulle vostre automobili, sulle vostre case, mentre passeggiate a quest'ora con l'aria frizzante. Scrivetemi un WhatsAppino 340 6709 659. Che ne pensate di tutto ciò? Chiaramente siamo aperti soprattutto a voi gomblottisti che pensate che tutto ciò che è avvenuto in America con Trump l'altro giorno non sia vero. Parallelamente a questo, pensate anche che l'uomo non sia mai stato sulla Luna, certo, però potreste anche azzeccarci con questa teoria del gomblotto. Il manifesto di ieri: pace agli oppressi, guerra agli oppressori. Visto che vi manca così tanto, io ho letto la prima pagina di ieri, ma soprattutto il Sole 24 Ore di oggi. Trump nel mirino, sparatoria alla cena con i giornalisti, e avete visto ogni testata ieri faceva l'intervista alla propria giornalista che era lì per mangiare e che è arrivata all'insalata, mi pare, insomma tutti sotto il tavolo, e però non si è fatto male nessuno, hai visto, niente di che. Il presidente illeso chiede unità al paese, le accuse dell'aggressore. Questo è il centropagina del Sole 24 Ore, e diciamo veritiera questa cosa, perché poi tutto si ripercuote. Io quando ho visto le prime immagini su Instagram che non facevano tanto senso, insomma, alla fin fine non è che è successo un granché, si sono messi sotto il tavolo, pian piano se ne sono andati. Instagram mostrava anche qualche signora che rubava le bottiglie di vino, quello lussuoso, ma io non ci credo, chiaramente. Ormai qualunque cosa vedi pensi che ci sia l'intelligenza artificiale di mezzo, ma se le sono davvero messe in tasca le bottiglie di vino lussuoso o no? Boh. Sì, vabbè, fammi vedere qualcosa d'altro. C'è qualcos'altro di interessante? No, li abbiamo passati più o meno tutti quanti i quotidiani, quelli, i famosi giornaloni. E allora tuffiamoci, ad esempio, non c'è che l'imbarazzo della scelta, ma attenzione, non vi annoierete neanche per un istante. Se avete scelto Sammy Varin e Radio Libertà, non volete i soliti titoli e i soliti articoli e le solite meditazioni pallosissime, ci vado pianissimo. Libero. Dicevamo, il silenzio dei reticenti, attentato a Trump, caccia all'ebreo, la sinistra muta, ma in centropagina la bella Venezi e la frase: se sei di destra non lavori. E ditemi un po' se non è vero questa cosa. Mi hanno sbattuto fuori, lo sai? Nel senso, non gli frega niente, regista con la racchetta da tennis in mano. Ma come cazzo si fa ad avere la racchetta? Vieni in radio a lavorare alle 6 del mattino con la racchetta da tennis. Ma capisci che, cioè, allora, se Trump è malato, ma tu lo sei di più, hai bisogno seriamente di cure. Boh.
Sto guardando la racchetta da tennis. C'è un secondo significato in tutto questo, sai, quelli esibizionisti al massimo. Vado, torno sul quotidiano Libero. Oh, magari ce l'avete anche voi in questo momento fuori la racchetta da tennis e andate in giro con sta racchetta e la mostrate a tutti quanti. Esibizionista, c'era una canzone. Entriamo su Libero solo per darvi l'idea. Sparatoria a pochi metri da Trump, Melania e Vance, paura al galà della stampa. Anche qui, capite, una punizione anche per tutta questa stampa con la lingua fuori. Uno squilibrato apre il fuoco alla tradizionale cena con 2600 giornalisti accreditati alla Casa Bianca. Ferito un agente e l'aggressore, catturato il presidente, basta violenza tra repubblicani e Dem. E cita Charlie Kirk, che qui un po' ci è venuto in mente a tutti il Charlie Kirk completamente dimenticato. In taglio basso su Libero, a pagina 2, ma ne parlano un po' tutti i quotidiani, si ricorda che Donald Trump ha il record di complotti per ucciderlo, ben 17. Dietro il tycoon c'è Obama che si è fermato solo a 13. Pezzente. 4 invece i presidenti ammazzati, 2 i feriti in campagna nel senso campagna elettorale, non è che erano in vacanza. Quindi sono 4 i presidenti degli Stati Uniti che sono stati assassinati mentre erano in carica. Uno è stato ferito mentre era in carica, altri 2 ex presidenti sono stati feriti quando erano in campagna elettorale per tornare alla Casa Bianca. Il secondo fu proprio Donald Trump, che durante un comizio fu ferito all'orecchio destra e gridò "Fight, fight, fight!" prima di ripararsi sul pavimento del podio e farsi accompagnare all'ospedale. Con quello di sabato, però, i complotti per uccidere il presidente USA sono saliti in tutto addirittura a 67 e Trump ha fatto il record con ben 17. Barack Obama, il secondo più attenzionato, si ferma a 13. Quello in cui Donald fu ferito avvenne il 13 luglio 2024, quando fu colpito da un proiettile mentre teneva un discorso elettorale vicino Butler in Pennsylvania. Poco dopo che aveva iniziato a parlare, il 20enne Thomas Crooks sparò 8 colpi con un fucile in stile AR-15 dotato di un mirino a punto rosso dal tetto di un edificio situato a circa 120 metri dal palco. Trump se la cavò appunto con un orecchio insanguinato, ma una persona tra il pubblico del comizio fu uccisa e altri 2 feriti prima che l'attentatore venisse a sua volta eliminato. Sa perché i morti tra le persone normali non sono stati assolutamente citati? Vabbè, poi prosegue, ragazzi, se vi interessa il record di complotti, non gomblotti, e complotti ce l'ha Trump. La sinistra mondiale solidarizza a denti stretti, quella italiana tace, scrive oggi il quotidiano Libero. Addirittura per l'Iran è tutta una messa in scena. Guarda le facce spaventate. C'è Melania Trump che dice "Oh mamma mia!" Quando hanno sentito questi colpi, ragazzi, è tutta una messa in scena. Adesso attivo la modalità gomblotto. Che ne pensate? Potrebbe esserlo davvero una messa in scena? 340-6709-659. Oppure veramente ci vogliamo sbarazzare di questo Trump perché ne sta combinando più di Bertoldo e forse sta esagerando? 340-6709-659. Vi sto chiedendo cose impossibili, chiaramente nessuna radio farebbe mai una domanda del genere, ma se avete scelto Radio Libertà e volete la libertà di scrivere quello che pensate, cosa c'è dietro questo ennesimo tentativo di uccidere Trump? Uccidendo Trump, che cosa si uccide? Cosa rappresenta Trump in questo momento? Nel bene e nel male. Siamo ancora su Libero. Come e perché la sinistra ha iniziato a odiare Trump? Attenzione, Corrado Ocone in questo bell'articolo parla della sinistra, ma c'è anche un po' di destra.
Cioè, noi che lo abbiamo sorretto, applaudito, abbiamo fatto veramente il tifo per Trump, e adesso qualche dubbiettino negli ultimi mesi ci è pure venuto, anche perché questa guerra la stiamo pagando, e anche tanto, soprattutto chi lavora, chi utilizza l'automobile, chi pensava di andare in vacanza. Alla fine le avete poi prenotate le ferie? Chiedo per un amico. Tu, Simone, le hai prenotate? Col cavolo, niente. Oh, ma lui ha la racchetta da tennis sempre con sé, quindi qualunque cosa accada, tranquillo Sammy, ho la mia racchetta e me la porto ovunque. Che anche al cesso, te la sei portata anche al cesso? Se la porta anche al cesso, perché ha paura che Sammy Varin gli faccia qualche scherzetto. Sai, da me c'è da aspettarsi qualunque torni e non c'è più la racchetta. Mi chiude il microfono, mi butta via il cursore. Come perché la sinistra ha iniziato a odiare Trump? Scrive oggi Corrado Cone sul quotidiano Libero. I benpensanti progressisti si scontrano con il successo di Donald, si sentono moralmente superiori e legittimano ogni azione contro di lui. Attenzione, wow, un po' come la Venezia, Donald Trump, sin dai suoi primi passi in politica, ha catalizzato in maniera esponenziale e paradigmatica l'odio e il risentimento dei benpensanti e della sinistra progressista, la quale ultima, quando non riesce a ricondurre alle proprie categorie mentali l'emergere di nuovi protagonisti con nuove idee, prima tende a sottovalutarli, a considerarli un incidente di percorso, dei fenomeni folcloristici destinati a durare l'alba di un mattino. Poi, quando il loro successo si mostra tutt'altro che temporaneo, prova a fermarli delegittimandoli in una critica che è etica, anzi moralistica, ed estetica al tempo stesso. Ma giammai politica, cioè mai volta a capire le ragioni ultime del loro successo. Il fatto è che Trump non solo se n'è fregato di certe critiche e nulla ha fatto per accreditarsi e rendersi presentabile, ma anzi le ha cercate, provocate con i suoi comportamenti esagerati per farne un punto di forza. Qua mi fermo, ma è bellissimo l'articolo di Corrado Ocone quest'oggi sul quotidiano Libero, come perché la sinistra ha iniziato a odiare Trump. E attenzione, c'è qualcosa che riguarda tutti noi, ribadisco e discoriba. Se la pensi in un certo modo, la sinistra ti interrompe, non ti fa parlare, ti odia e magari cerca anche di farti fuori. Oh, mica in senso fisico, ci mancherebbe altro. Parallelo Trump-Venezi. Che ne pensate? Una stronzata? 340 6709 659. C'è poi la teoria per cui se la sono andata a cercare, pagina 6 di Libero, è stata colpa loro. Il giorno dopo la sinistra mette gli ebrei sul banco degli accusati. Ecco un altro argomento che vi pongo sul tavolo. Ancora attacchi alla brigata ebraica, mentre si vuole insabbiare l'episodio delle saponette mancate. Parliamo del 25 aprile, naturalmente. C'eravate sicuramente anche voi in piazza. Lucei chiama le istituzioni, si è appellata al Quirinale presso nuove iniziative, ira di Israele per i fatti di Milano, e l'intervista con il presidente della comunità ebraica di Milano: volevano ghettizzarci, la gente piangeva e tremava, la comunità ebraica, insomma, avete sentito cos'è successo, l'hanno fatta uscire dalla manifestazione, tutte queste. Non dico nient'altro. Non dico nient'altro. Avete scelto Radio Libertà? Siamo liberi di parlare di quello che voi preferite. Scrivetemi un WhatsApp 340 67 09 659. C'è la pausa musicale con il pianista Andrea Calabrò e tra poco leggo i vostri messaggi.
Roba buona, eh? Roba buona, signori, questa For You. Andrea Calabrò, pianista, formatosi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nelle sue composizioni Calabrò esplora diverse influenze, dalla tradizione classica alla musica melodica moderna, con elementi di jazz. L'ho scoperto da poco Andrea Calabrò e voglio farvelo scoprire ogni settimana. Inseriremo in rassegna stampa un suo pezzo, poi trovate tutto sugli store digitali, su YouTube e anche su Instagram. 3 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin. Buongiorno. Senti come sono, è bello estivo, maniche corte, fa un freddo della Madonna oggi in studio. Siamo al nord e in Bellerio c'è già accesa l'aria condizionata perché noi siamo nortisti. Il buon mattino e anche la buonasera che ci segue nella fortunata replica. Andiamo in onda anche tra le 20 e le 21 con il peggio e il meglio della rassegna stampa. Ma buongiorno ai tantissimi che ci guardano su Facebook e su YouTube. Siete dei pazzi, ragazzi. Oh, ma sai quante visualizzazioni che ha questa rassegna stampa? Ormai c'è stato un passaparola potentissimo. Aumentatelo ancora condividendo questa rassegna stampa sulla vostra pagina Facebook o ancora di più inviandola tramite WhatsApp al vostro amico comunista che magari si infatua anche lui del Sammy Varin. Sai quanti ascoltatori comunisti innamorati di me che c'ho, Simone? Tu non immagini neppure. Dai, un po' di WhatsApp, tantissimi al 34067090659. Le piazze sono della sinistra grazie al lavoro che viene fatto nelle scuole a loro favore. Inoltre le destre non riescono a portare in piazza la loro gente perché pigra e impaurita. E in effetti una settimana fa, sabato scorso a Milano, hai visto che hanno cercato in tutti i modi di fare paura alla manifestazione della Lega dei Patrioti, e quando non ci sono riusciti hanno detto di tutto e di più dicendo che poca gente, sono andati a fare le foto a mezzogiorno alla Piazza Duomo che c'era nessuno, no? Capisci? Lo dimostrano i numeri della manifestazione appunto della Lega Milano, che sono riusciti a portare solo 2000 persone, ben sapendo che sono milioni quelli che soprattutto sull'immigrazione la pensano in uguali modo. Vero, la paura ha trionfato, anche se, ti dico la verità, non erano né 1000 né 2000 i partecipanti alla manifestazione. Io ero quello che speakerava, che annunciava agli ospiti, e di gente ce n'era, però nell'immaginario collettivo, è vero, poca gente, paura, la sinistra ha vinto, è riuscita a far paura con il puncan bestia dei centri sociali che avevano circondato la nostra manifestazione. Tanti WhatsApp al 34067090659. Cosa ne pensate di ciò che sta accadendo? Questo parla delle microplastiche. Microplastiche, per qualche foca e qualche tartaruga che è morta ingoiando un sacchetto di plastica, i sacchetti biodegradabili stanno uccidendo piano piano gli uomini, mi scrive Emilio. Emilio, mi dici cose che cado dal pero, E perché i sacchetti biodegradabili stanno uccidendo piano piano gli uomini? Sono così buoni. Io me ne mangio un paio ogni volta prima di uscire di casa la mattina, sono buonissimi, assolutamente. Trump ha iniziato al limite una guerra in Iran. Non le guerre, Pietro puntualizza. WhatsApp. È mai possibile che le opposizioni arrivino a pensare che Trump, pur di mantenere il consenso elettorale, organizzi tentativi del suo assassinio in diretta? Siamo alla follia dettata dall'odio, politicamente parlando. Marco, non è che magari c'è un po' troppo odio in questo momento? Ci stiamo odiando un po' tanto? Credo che le toghe rosse non si rendono conto che risulta incomprensibile l'accanimento con cui si prodigano contro il rimpatrio della feccia migratoria, specie a noi che subiamo l'invasione e il degrado portato dai ciabattanti. Grazie per la citazione, Marco.
Lo vediamo tra poco, è sulla prima pagina del quotidiano Il Giornale. Grande Sammy, buongiorno. Trump è Capitan Caos. Qui uomini d'affari fanno denaro. Intorno c'è lo show mediatico gruberiano, mieliniano. Tutto ciò ha un inizio e una fine. Io mi concentrerei su Mediaset e l'Epstein italiana, alias Minetti. Ci scrive Mattia da Padova. Interessante, Mattia, potresti venire a fare una co-conduzione con me. Lorenzo da Como, ciao Sammy, una volta venivamo messi in guardia dai cattivi maestri, oggi ci tocca stare attenti anche ai maestri gentili. Te l'ho detto, fa quasi impressione, questo era un killer gentile, a differenza di Trump che non è per niente gentile, quindi con gentilezza, è un maestro poi, un maestro, così come sono veramente maestrini quelli di sinistra a bacchettarci su questo, su quell'altro, a scegliere chi deve fare la direttrice di questo, di quell'altro. Mi ricordo anche di una maestra che andava in giro per l'Europa a manganellare la gente che non la pensava come lei. Oh signore, che mi tira fuori questo? Siamo messi bene, ma in che mani sono i nostri figli che vanno a scuola? Ciapala lì, ultima mazzata. Allora, e io chiudo il microfono, me ne torno a letto. Che cavolo, cioè mi hai tirato in ballo al 101%, con tutto quello che dici lo penso anch'io. In più c'ho 2 figli che vanno a scuola e che me ne raccontano in tutti i colori, perché c'è un universo di personaggi nelle classi oggi che, cioè, un sociologo probabilmente diventerebbe matto. Invece di parlare o scrivere fregnacce, qui ci facciamo la canzone, invece di parlare o scrivere fregnacce, i giornali dovrebbero metterci a conoscenza di quella risoluzione votata a maggioranza del Parlamento europeo e informarci dei nomi molto conosciuti di Forza Italia e PD che l'hanno votata. Fratelli d'Italia si sono astenuti, e di chi ha votato contro, definirla paranoica questa risoluzione e fare un complimento alla von der Leyen. Chi ha figli o nipoti, eccolo lì, dovrebbe essere molto preoccupato. Tamburello. Vai a cercare cosa ha detto Sammy e poi per favore leggi per noi a voce alta, grazie. Ancora, ci tengono troppo all'oscuro di quello che sta succedendo alle nostre spalle. L'opinione pubblica è silenziata da notizie civetta. Eccole lì le notizie civetta, quelle che proprio io cerco di evitare, che non è facile fare una rassegna stampa se sono tutte notizie civetta. T'ho detto, ti chiudo il microfono e torno a dormire. Vado avanti. Caro Sammy, alla mia veneranda età posso affermare con certezza che tutto si lega e la Venezia ha sbagliato a dimettersi. Aveva tutte le ragioni ma non le ha sapute usare, così come con Trump un parallelo verosimile. È vero Enzo, c'è un parallelo Venezia-Trump, non l'ha colto nessuno, noi siamo troppo avanti, lo so. Io non sono d'accordo con l'aumento del deficit. Vorrei vedere un po' di coraggio e cominciare a parlare di riduzione della spesa pubblica. E in effetti comunque qualche giornale oggi ne parla, cosa si potrebbe tagliare. Cominciamo a cancellare tutte le sovvenzioni a cinema, giornali, sagre paesane. No, è il mio magna magna, poi non so che cosa dire nel magna magna. No, scherzi a parte, soprattutto al centro e al sud, ragazzi, i soldi stavo per dire sprecano. No, non è uno spreco, li usano per concerti, sagre. Qui al nord zero. Scendi sotto il Po, e un tempo ci voleva la carta d'identità, tutti a festeggiare con i soldi certamente che ci sono e vengono spesi per queste cose. Poi si piange miseria e si chiede a Roma altri soldi. Cominciamo a cancellare tutte queste cose, ma anche i corsi di formazione, scrivono questi, non servono un cavolo, e bonus di ogni tipo, dagli affitti alle inclusioni di vario genere. Cioè tu vuoi escludere, non includere, via tutto, e man mano che diminuiscono le spese si potranno diminuire le tasse, allora sì che ci si potrà essere con crescita, aumento del benessere, flat tax, questo ci vuole. Mi piacerebbe sentire che cosa ha da dire Siri su questo che ho scritto io.
sicuramente se non ci sta ascoltando Siri qualcuno glielo va a dire, e Claudio Borghi Aquilini sente spesso questa radio. Va bene, basta, mi state traviando veramente oggi, ascoltatori, c'avete un diavolo per capello, beati voi. Vado di nuovo su Libero. Capolavoro Campolargo, riesce ad andare in pezzi persino sulla Resistenza. Tutti contro tutti, compagni. Vi leggo solo il titolo, non pensate che vi lega nessun argomento sul 25 aprile. Zero su questa radio. Renzi sta con l'anziano cacciato dal corteo di Bologna. Calenda attacca Italia Viva, 5 Stelle e AVS. Paita dice ossessionato, sicuri. Il figlio della Segre contro Lampi. Fiano del PD con questa sinistra, è ormai impossibile dialogare. Che questo vi deve bastare, perché non avrete altro da parte mia. Tu hai detto, gira su Radio Popolare, giro anche la pagina così imparate, e siamo a Venezi, via la Venezi. Se sei di destra non lavori. La Fenice dal ben servito al direttore artistico. Dopo mesi di polemiche e insulti si chiude una vicenda che c'entrava poco con la musica e molto con la politica. Enrico Stinchelli, c'era una volta la Fenice, anzi no, c'è ancora, perché come sempre a Venezia si muore e si rinasce con una certa regolarità, quasi fosse una forma d'arte applicata alla gestione teatrale. E così anche il caso Venezi si chiude, o almeno pare chiudersi, tra sospiri di sollievo e soddisfazioni più o meno dichiarate. A beneficio di chi aspettava questo epilogo con impazienza, e non erano pochi, la vicenda di Beatrice Venezi al Teatro La Fenice si conclude ufficialmente. A sorpresa, però, la più sollevata sembra essere proprio lei. Per la direttrice è la fine di un incubo, e mentre a Venezia il sipario cala, Venezi guarda altrove, lontana dalle polemiche, a Teatro Colonne, dove il rapporto con il pubblico e l'orchestra torna semplice, diretto e affettuoso. L'incubo in realtà era iniziato mesi prima, ben prima dell'atto finale. Già dall'annuncio della sua nomina a direttrice musicale lo scorso settembre si era scatenata una vera e propria agonia mediatica, insulti, ironie, prese di posizioni spesso feroci riversate senza tregua nei blog e negli spazi digitali. Un coro variegato, talvolta competente, talvolta meno, che ha contribuito a creare un clima rovente attorno a una figura diventata rapidamente simbolica. Ed è proprio qui che la vicenda cambia natura, perché al netto delle dichiarazioni e delle polemiche, il cuore della questione appare fin dall'inizio essere essenzialmente politico. Un conflitto che travalica il merito musicale, si inserisce in dinamiche più ampie dove il teatro diventa terreno di rappresentazione. Non stupisce allora che l'epilogo segua un copione noto. Il sovrintendente, facendo leva su una dichiarazione rilasciata alla stampa, giudicata controversa e secondo Venezi mal interpretata, e dopo altri segnali emersi nei mesi precedenti, decide di revocare l'incarico, il tutto formalizzato con l'avallo del ministro Alessandro Giuli. Una conclusione che più che chiudere cristallizza le posizioni. Da una parte l'istituzione, dall'altra l'artista, che potrebbe denunciare un uso pretestuoso delle sue parole e leggere l'intera vicenda come l'esito di una tensione costruita nel tempo. E la Fenice fa ciò che le riesce meglio: attraversa il fuoco, consuma un'altra crisi e si prepara a rinascere ancora. La domanda però resta: cosa accadrà adesso? Facile immaginarlo. Al sovrintendente non resterà che nominare un nuovo direttore o una nuova direttrice dal curriculum inattaccabile, una figura capace di mettere tutti d'accordo, con il gesto di Zubin Mehta, la genialità di Carlos Kleiber, il suono di Von Karajan e il rigore di Toscanini, possibilmente riuniti in una sola persona, se esiste. Altrimenti ci si accontenterà, come sempre. Stop al contratto per le troppe critiche agli orchestrali. Questa volta è Fabio Rubini che ci spiega, a pagina 9 di Libero, che cosa è successo. Insomma, il ben servito a Beatrice Venezi arriva nel pomeriggio di ieri con una nota della Fondazione Teatro La Fenice, nel quale si comunica di avere deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi. La decisione è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive
positive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua orchestra. Ma cosa avrà mai detto? Tali affermazioni non condivise nel merito nei giudizi espressi risultano incompatibili con i principi della Fondazione, con la tutela e il rispetto dovuto ai professionisti dell'orchestra, e ancora la Fondazione ribadisce il proprio impegno nella promozione di un ambiente professionale fondato sul rispetto reciproco, sulla collaborazione costruttiva, sull'eccellenza artistica. Ma cosa ha detto di così grave Beatrice Venezi da mesi bersaglio di proteste da parte di orchestrali e maestranze della Fenice? In più occasioni aveva risposto per le rime agli insulti dei sindacati, ma a costarle il posto è stata un'intervista al quotidiano argentino La Nación, dove ha spiegato che io non ho padrini, non provengo da una famiglia di musicisti e questa, quella della Fenice, è un'orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio. Ah beh, allora passano pochi minuti, arriva il via libera del Ministero della Cultura Alessandro Giuli. Prendo atto della decisione di Nicola Colabianchi, assunta in autonomia e indipendenza, confermo al sovrintendente della Fenice la sua più completa fiducia, il tutto con l'auspicio che tale scelta possa sgomberare il campo da equivoci, tensioni, strumentalizzazioni. Esulta la sinistra, che ha vinto il braccio di ferro con la fondazione, in particolare la CGIL di Venezia, spiega che la decisione è positiva e l'unica possibile. Ora il sovrintendente Colabianchi deve dimostrare coi fatti di voler davvero aprire una pagina nuova, una pagina fondata sull'ascolto, sul rispetto del lavoro, sulla qualità artistica, sulla trasparenza delle scelte, sul rapporto diverso con tutte le maestranze, dicono sempre quegli altri, che tradotto suona come d'ora in avanti alla Fenice comandiamo noi. Come se non fosse già accaduto, alla Fenice e in ogni altro posto comanda la sinistra. Che ne pensate? 340 6709 659. Sono ancora sul Libero, mica perché mi piace, ma perché penso che sì, ci sono tante cosettine belle interessanti. Ad esempio, a proposito dell'argomento del giorno sotto traccia, ma secondo me il più importante, quello del possibile scostamento di bilancio, oggi il bravo Fabio Dragoni sul Libero scrive: eliminare subito 90 imposte, ecco come fare. Cioè, spiegami, cioè questo toglie le tasse al posto che metterne di nuove? Siamo alla follia, eh? Vi leggo qualche riga. Giorgia Meloni non esclude lo scostamento di bilancio. È una procedura straordinaria con cui il governo si fa autorizzare dal Parlamento ad aumentare il deficit rispetto a quanto programmato per affrontare nuove emergenze, quali le conseguenze, ad esempio, sui costi dell'energia causate dalla guerra. E poi vado avanti a pagina 11. Lo ritrovo certamente, è mica facile, perché qui poi si comincia a parlare di guerra, della sinistra, e l'attentato, eccetera. Ci vuole veramente un lavorio incredibile. Eccolo qua, Fabio Dragoni. Nel triennio 2022 di scostamenti ne sono stati approvati 8. Grazie alla sospensione del patto di stabilità e crescita a livello europeo, sempre votati anche dalle opposizioni. Emanuele Orsini e Maurizio Landini, leader di Confindustria e CGIL, sono d'accordo. Addirittura Francesco Boccia, capogruppo dei Dem al Senato, non esclude questo scostamento di bilancio, purché i soldi si spendano come dice il PD. Ma facciamo ordine. Non avere centrato il 3% di deficit PIL è irrilevante ai fini di uno scostamento di bilancio. Se l'obiettivo fosse stato raggiunto, avremmo infatti potuto allargare i cordoni della borsa, ma solo sulla difesa. Capirai cosa importa agli automobilisti che fanno benzina. Ma quanto è importante sospendere queste regole a livello nazionale e senza l'autorizzazione di lor signore a Bruxelles? Risposta: è importante, ma meno di quanto si creda. Il PSC, questo patto, vincola la politica di bilancio a un numero senza senso, una follia, ma non sono soldi in più da spendere, una scelta di spesa aggiuntiva che il governo fa.
in tal caso fregandosene di Bruxelles. Poi però i soldi vanno trovati e qui arriva la differenza rispetto al periodo Covid. Allora, a rilevare non era tanto la sospensione del PSC, ma il fatto che la BCE stampava denaro e acquistava BTP a bocca di barile, 150 miliardi solo nel 2020, altri 120 nel 2021. Oggi è già tanto se non aumenterà i tassi, cosa stupida certo, quindi fattibile. Meloni ha di fronte a sé un sentiero stretto, nessuno la aiuterà, anzi potrebbe trovarsi i bastoni tra le ruote in vista delle elezioni del 2027, ciò che Chigi deciderà di spendere andrà trovato convincendo gli investitori. E allora, che fare una volta che si è deciso di spendere di più? Serve uno sforzo di analisi ulteriore. Non siamo in presenza di uno shock da domanda con milioni di disoccupati. Il governo sul fronte occupazione ha fatto bene. Abbiamo invece uno shock da offerta. Salgono i prezzi perché il petrolio e i fertilizzanti arrivano col contagocce. Non abbiamo benzina perché abbiamo chiuso 7 raffinerie, è vero, negli ultimi anni, pur di obbedire ai precetti della religione ambientalista un tanto al chilo. E sempre per questo fin troppo traccheggiamo a far ripartire le più economiche centrali a carbone. Il problema è dal lato delle imprese, occorre concentrarci sull'offerta, focalizzandosi solo sullo stimolo della domanda, sarebbe addirittura controproducente, visto che mancano i prodotti. La supply side economics era il cuore della Reaganomics, stimolando la produzione nazionale di carburanti ed energia, aumenta l'offerta e a parità di domanda calano i prezzi. Serve cancellare balzelli come gli ETS che rendono meno profittevole raffinare petrolio o bruciare carbone e non basta sospendere il PSC ma pure il Green New Deal. Non un dito nell'occhio a Bruxelles, ma due in entrambi gli occhi. Spendere così sarebbe però produttivo e avrebbe ricadute positive sui prezzi alla pompa e in bolletta. L'ordine di grandezza potrebbe essere di un paio di miliardi da trovare sul mercato come sempre, minima spesa, massima resa. Qui mi fermo, ma sono soltanto alcune delle argomentazioni che Fabio Dragoni mette oggi sul tavolo a pagina 11 del quotidiano Libero. Come si possono eliminare 90 imposte? Sembra una cosa che fa cortocircuito, ma non lo è. Giro di nuovo la pagina, per fortuna andiamo fuori dalle balle. Musk e Bezos, padri padroni della civiltà delle stelle, signori. La missione Artemis 2 ha riportato astronauti in orbita lunare dopo 53 anni usando il razzo SLS, la capsula Orion della NASA, ma per le prossime missioni serviranno SpaceX e Blue Origin ed ecco qua i due Jeff Bezos e Elon Musk, di nuovo protagonisti. Luna, Marte e oltre, i due miliardari architetti del mondo che verrà, il futuro dell'uomo e della Terra tra genialità, mistica e fantascienza. Bell'articolo per portarci veramente fuori dalle scatole. Pagina 15 del quotidiano Libero. Ho detto qualcosa che non va e stanno arrivando decine di WhatsApp al 340 6709 659. Sicuramente ho detto qualcosa che non va, ma sono qui apposta. Tutti che vogliono il Fatto Quotidiano. Cosa siete diventati? Ma che ascoltatori c'ho quest'oggi? Solo perché titola in centro pagina Minetti fece causa per ottenere il bimbo che le valso la grazia, praticamente il minore non era abbandonato a entrambi i genitori. Oh signor, vi attaccate a queste polemiche, che ascoltatori meschini. No, sul giornale, aspetta un attimo, dai, Francesco vorrebbe subito il quotidiano Il Giornale, invece vado sulla Stampa, se vi piace anche su Repubblica. Prima però la Stampa. Terzo agguato a Trump nell'America dell'odio. Ma di spalla naturalmente c'è la Venezi, la Fenice licenzia Beatrice Venezi, ha offeso l'onore della fondazione, dicendo che sono lì soltanto perché hanno parenti o amici, ma forse aveva deciso di andarsene, di farsi cacciare. L'analisi di Alberto Mattioli, l'ultima stecca della cultura a destra.
tanto per, ma questo è il quotidiano La Stampa e sono loro i maestrini. Entrando all'interno, ma solo per un attimo, Donald nel paese dell'odio, il tycoon non ha inventato la violenza politica americana, l'ha sdoganata, la violenza politica americana. L'assalto a Capitol Hill è il punto di svolta, l'incitamento sui social, lo strumento. L'analisi del simpaticone Alan Friedman, che so che vi piace e quindi non ve lo leggo. Giro la pagina, attenzione, l'umorista, lo scrittore newyorkese Shalom Auslander. Un pazzo ha sparato a un altro folle. I sociopatici high-tech si arricchiscono. Pagina 5 del quotidiano La Stampa. Perché vado a leggervi questa cosa? Perché adesso ve ne accorgete. Giulio D'Antona intervista Shalom Auslander. L'umanità è in declino. Restano pochi dubbi in merito dopo che di nuovo qualcuno ha pensato che sparare a un evento pubblico nel tentativo di far valere un punto politico, sociale o di principio fosse una buona idea. C'è un modo oggettivo, distaccato, analitico di vedere un fatto come quello che è avvenuto alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, e poi c'è il modo del romanziere e umorista Shalom Auslander, che da qualche tempo è molto stanco di girare intorno alle parole e di farsi andare bene il profilo di un mondo ormai votato alla violenza come risposta universale, un mondo modellato da persone che non stima e nelle quali non crede più per niente. Cos'è successo? Chiedono allo scrittore umorista. Lui risponde: un pazzo ha cercato di uccidere un folle. Immagino che scopriranno che il pazzo leggeva, ascoltava e guardava altri pazzi nei podcast, su Twitter, su TikTok, eccetera, il che, data l'insondabile stronzaggine del folle, ha reso le azioni del pazzo perfettamente logiche ai suoi occhi. E quindi parleremo per un po' di quello che è successo, finché il folle non farà la prossima cosa da folle e il prossimo pazzo non farà la prossima cosa da pazzo, mentre nel frattempo i sociopatici tech bro che hanno reso possibile ai folli e ai pazzi di controllare il nostro mondo se la ridono, ma è solo una mia supposizione. Qua mi fermo, ma vale la pena acquistare il quotidiano La Stampa solo per questo articolo che ci fa capire come stiamo diventando un po' tutti un po' mattocchi, appena. Fermi, sono le 8:30, popolo di Radio Libertà. Vi preparo alla lettura della pagina 8 del quotidiano La Stampa, che titola Meloni frena la Lega. Perché? Perché sì, derogare al patto UE, ma solo per l'energia. Restate lì, torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana con qualche nube in più rispetto ai giorni scorsi, ma sempre asciutto più o meno ovunque. In mattinata avremo nuvolosità a carattere sparso o irregolare al nord, senza fenomeni associati. Cieli sempre pressoché sereni invece sulle regioni centro-meridionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento al nord-ovest e sui rilievi settentrionali, con isolati rovesci sull'arco alpino. Aumento delle nubi anche su Toscana, Umbria e Marche. Sempre cielo pressoché limpido altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Broncofree a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quel focolare della città, bravo! La 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 la! Presto bottega che l'alba è già presto! La 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 la! Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo fiero, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronto a far tutto l'anno del giorno, sembra d'intorno, in giro sta, miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile non si ha. La 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 la. Rasui e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasui e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto qui sta. Bella risorsa poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la 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 lero, col cavaliere e tra la 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 lero, la la la, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resta la barba, e qua la sanguigna, resto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, resto la barba, resto biglietto, Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè,
uno alla volta, per carità. Figaro! E son qua! Ehi, Figaro! E son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, su come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, hatte fortuna, hatte fortuna, hatte fortuna, non mancherà, la 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 la, hatte fortuna, hatte fortuna, hatte fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. È uno dei brani più difficili ma iconici, la celebre cavatina d'ingresso di Figaro nell'opera buffa Il Barbiere di Siviglia, datata 1816 a firma di Gioachino Rossini, altro che gattini. Largo al factotum Luca Minnelli, una voce da scoprire, cercatelo sugli store digitali Luca Minnelli e anche semplicemente su YouTube. Sta cominciando a girare il mondo, pensate, qua in Italia è sconosciuto, nel mondo lo applaudono. Per ridere, per scherzare, certo, ciò che è avvenuto quest'oggi. Tu dici l'attentato a Trump? No, quasi non ce ne occupiamo in rassegna stampa. Sul fatto che la Fenice abbia licenziato la Venezi perché ha offeso l'orchestra. D'altronde ha dichiarato che c'era un certo nepotismo nell'orchestra, che erano lì tutti perché raccomandati da qualcuno o parenti di qualcun altro. Non poteva pensare di andare avanti così a dirigerla, e se mai fosse mai tornata a dirigerla, finora niente. E Giuli, il ministro, dice: stiamo con il teatro. Siete d'accordo voi? Che cosa avreste fatto voi al posto di Giuli? 340 6709 659. C'era, veniva fuori un casino se Giuli diceva no, assolutamente, c'ha ragione la Venezi, non poteva certo dirlo. 340 6709 659 per dire questo ed altro, anche perché tra poco ritorniamo alla questione patto di stabilità. Prima però qualche whatsappino, dai. Vediamo qualche consiglio su come campare in questo periodo in cui bisogna decidere veramente se sospendere il patto di stabilità oppure no, o cos'altro fare, perché insomma anche gli sconti sulle accise che stanno andando bene, non so se avete sbirciato qualche prezzo dei carburanti, e in moltissimi benzinai il diesel è sotto i 2 euro, ragazzi, va benissimo. La benzina tipo 1.600 e qualcosa, 1.600 e qualcosa, alla grande. Che ne pensate? Cominciamo a tagliare le false pensioni di invalidità, i redditi di inclusione, poltronanza, e chiediamo indietro i soldi del 110%. Ah, Ferdinando, ti vogliamo premier. Non penso proprio che i diktat della baronessa si possono eludere. Ai noi, scrive Gian da Brescia. Anna Maria, il ministro Giuli ha ceduto alle pressioni della sinistra, non ha saputo difendere la Venezi. A questo punto il ministro Giuli è della corrente di centrodestra o strizza l'occhio alla sinistra? Anna Maria, bella domandina. 340 6709 659. Allora, io prima di tutto vi riporto sul Libero solo per un attimo, perché c'è solo questo riquadro piccolo sul patto di stabilità, ma visto che è la domanda principale che farò tra un quarto d'ora a Riccardo Molinari, che è capogruppo della Lega alla Camera, su ciò che potrebbe avvenire questo giovedì, perché il Parlamento dovrebbe esprimersi questo giovedì sul quadro della prossima manovra. Claudio Borghi Aquilini, senatore della Lega, che ben conoscete, il martedì sera è ospite del tardo pomeriggio di Radio Libertà.
Claudio Borghi dice: il patto di stabilità va sospeso. La Lega insiste sulla sospensione del patto di stabilità con le buone o con le cattive. A confermarlo è il senatore Claudio Borghi. Il 18 a Milano abbiamo fatto una manifestazione per chiedere lo scostamento di bilancio. Noto che da quel momento la nostra posizione sta diventando sempre più patrimonio comune del centrodestra e ne sono più che felice. Si tratterà con gli alleati sui contenuti del documento unitario da portare in Parlamento, ma la Lega insisterà per inserire anche l'abbandono del patto, eventualmente anche unilaterale, qualora l'Unione Europea non dovesse dare risposte. Sapete cosa vuol dire? Scostamento di bilancio. Sto prendendo appunti, ok? Perché poi vogliamo capire un attimo che cosa può accadere se mettiamo d'accordo il centrodestra su questo fronte o se litighiamo anche all'interno del centrodestra. Chiaro che a leggere il quotidiano Repubblica tu dici ci vuole tutta, ma anche sulla Stampa tu dici ci vuole tutta, no, ma su entrambi. Allora va bene, vi faccio vedere Repubblica. Addio patto di stabilità. La Lega vuole lo strappo, ma irrita gli alleati. Sono su Repubblica, pagina 19. Dubbi nella maggioranza. Nella risoluzione di Meloni c'è solo un riferimento sfumato allo scostamento di bilancio e niente riarmo. Valentina Conte e Lorenzo De Cicco, solo qualche riga, non voglio annoiarvi, ma è l'argomento sotto traccia, secondo me, molto più importante dell'attentato a Trump, che tanto non era niente vero, ma dai, credete a queste cose. Se l'Unione Europea non si concede nemmeno la clausola di salvaguardia, non ci concede nemmeno la clausola di salvaguardia nazionale, pazienza per il commissario Dombrovskis, si fa da soli, punge Claudio Borghi. A 4 giorni dal voto in Parlamento sulla risoluzione al DFP, documento di finanza pubblica, la destra litiga sui conti. Il senatore Del Carroccio a metà pomeriggio fa capire che la Lega torna in modalità combat. Non è una sortita solitaria, è pienamente concordata con Matteo Salvini. Borghi propone di inserire nella risoluzione di maggioranza un passaggio molto ruvido, l'abbandono del patto di stabilità, eventualmente anche unilaterale, qualora l'Unione Europea non dovesse dare risposte. Da Via Bellerio aggiungono: insisteremo molto sul punto. La mossa spiazza gli alleati. Fratelli d'Italia è irritata per l'uscita non concordata. Dal partito della Fiamma più fonti raccontano di una Giorgia Meloni seccata dalle fughe in avanti in una fase così tribolata. Replica subito, non a caso, il responsabile economico dei Fratelli Osnato: eviterei voli pindarici o fuochi di artificio. Sì, all'Europa saranno chieste deroghe, ma non stiamo certo trattando l'uscita dell'Italia dall'Europa, dice Osnato. Non siamo in una situazione drammatica. Qua mi fermo, ma vi ho dato la linea, ok? Questa è la pagina 19 del quotidiano Repubblica. Se vogliamo insistere, ma facciamolo, andiamo sul quotidiano La Stampa, pagina 8 della Stampa. Meloni frena la Lega, deroga al patto UE, ma solo per l'energia. Maggioranza divisa, Fratelli d'Italia, Forza Italia contro Borghi. Il sacro Claudio Borghi Aquilini, che invoca di uscire dai vincoli. La Premier apre allo scostamento nella risoluzione, solo per l'energia, assenti le spese militari. Ilario Lombardo: i più radicali istinti leghisti contro l'Europa si sono già scatenati. Mamma mia, musica per le mie orecchie. Esattamente quello che Giorgia Meloni voleva evitare. Dare l'immagine dello sgretolamento della maggioranza, sentire le opposizioni accusare il centrodestra di essere diviso e in confusione, riaccendere i furori di Matteo Salvini contro Bruxelles proprio mentre lei cerca di negoziare una concessione sulle spese energetiche. Nella risoluzione che verrà votata giovedì alla Camera sul documento di finanza pubblica licenziato dall'esecutivo non ci sarà altro che la proposta di derogare al patto di stabilità solo per l'emergenza energetica,
per fare fronte ai costi schizzati all'insù a causa della guerra in Iran. Questo Meloni aveva anticipato a Cipro durante i lavori del Consiglio europeo informale e questo è l'ordine diramato ai parlamentari già prima di leggere le dichiarazioni di Claudio Borghi condivise con il segretario Salvini. Confermando la sua fama di mastino anti-UE, il senatore leghista ha ribadito la richiesta di scostamento di bilancio, l'aumento del deficit, e ha anticipato che il suo partito insisterà per inserire nel documento comune in Parlamento l'abbandono del patto, eventualmente anche unilaterale, qualora l'Unione Europea non dovesse dare risposte. In realtà, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, proprio a Cipro una risposta l'ha data, non favorevole a Meloni, che proponeva di scorporare le spese per l'energia dalle regole fiscali europee, come è avvenuto per gli investimenti militari e seguendo una logica di priorità. Il 3,1% di deficit che ha fatto mancare al governo italiano il traguardo dell'uscita anticipata dalla procedura di infrazione ha ridefinito l'agenda di Meloni, un ritocco imposto anche dai tempi elettorali, visto che la Premier ha chiarito di non voler trascorrere l'ultimo anno di legislatura a difendersi dall'accusa di spendere in armi le risorse che invece potrebbero finire a calmierare l'inflazione e il caro carburante. Dalle prime anticipazioni, la risoluzione dovrebbe contenere un'esplicita citazione della crisi energetica, mentre potrebbe non trovare spazio riferimento alle spese per la difesa. Qua mi fermo, chiaramente sono tutti retroscena, ancora poco di ufficiale, ma avete capito qual è l'umore? È l'umore che si respira in questi giorni in Parlamento. Ritorniamo sul quotidiano La Stampa. Donald nel paese dell'odio, si scrive a pagina 4, e vi dicevo la frase: il tycoon non ha inventato la violenza politica americana, l'ha sdoganata, e l'assalto a Capitol Hill è il punto di svolta, l'incitamento sui social lo strumento, nella meditazione che non piace, ma comunque è scritta oggi Alan Friedman, l'intervista con il Shalom Auslander, l'umorista che scherza ma dice cose vere, e poi io giro di nuovo la pagina e si parla a questo punto della Venezia. Altro che egemonia culturale, è la sconfitta più grande della destra. Pagina 11 del quotidiano La Stampa, e si parla naturalmente della notizia del giorno, sicuramente per noi, dopo quella chiaramente dell'attentato, ma c'è stato un attentato a Trump e adesso ci sono i maestrini di sinistra con Alberto Mattioli che dicono è la sconfitta più grande della destra, questa cosa della Venezia che è stata buttata fuori ufficialmente. Paginone infinito oggi sul quotidiano La Stampa, ma quello che fa più male a me dal quotidiano La Stampa, perdonami, lo so, questo è autoerotismo, lo so, è brutto. Pagina 17, si parla di sicurezza e che giorno è oggi? È lunedì, e lunedì spesso arriva il sondaggio della Ghisleri, ciapala lì, e il sondaggio della Ghisleri oggi parla di sicurezza, perché abbiamo appena approvato un decreto sicurezza, magari esagerato secondo qualcuno che ci guarda da lassù, e faremo dei cambiamenti eccetera. Attenzione, sulla Stampa si scrive: sicurezza, il governo delude il 52% degli italiani. Siete delusi da questo governo? Critici anche 4 elettori di Forza Italia su 10. La gestione dei migranti. Con Meloni Premier, la media dei rimpatri rispetto agli sbarchi sale, nel 2026 è al 35,2%. Quindi stiamo rimpatriando. La chiamate remigrazione. Il sondaggio della Ghisleri, ragazzi, che dice, insomma, per un italiano su 2, 52,5%, l'ultimo decreto sicurezza approvato alla Camera dimostra che i precedenti interventi varati da questo governo non hanno prodotto i risultati attesi. Cioè abbiamo fatto un nuovo decreto sicurezza perché gli altri non hanno funzionato.
Gulp. Il dato fotografa una frattura prevedibile sul piano politico con gli elettori di centrosinistra in larga parte critici, ma guarda, 69,7%, tuttavia rivela anche una crepa meno scontata nel campo opposto, con quel 24,1% di elettori di centrodestra che condivide questa valutazione. Cioè, sono scontenti di quello che sta facendo il governo sul fronte della sicurezza. Scendendo nel dettaglio, emerge un elemento politico rilevante. Sono soprattutto gli elettori di Forza Italia. Forza Italia. Lo dico a bassa voce perché non posso far litigare adesso la maggioranza, 43,2%, che esprimono dubbi sull'efficacia delle misure adottate finora, mentre l'elettorato della Lega, 63,2%, e di Fratelli d'Italia, 67,4%, resta convinto che i decreti precedenti abbiano funzionato, pur necessitando oggi di un rafforzamento per rispondere a un contesto in continua mutazione. È in questo quadro che si inserisce il nuovo decreto sicurezza approvato dalla Camera che, stando a quanto emerso, appare meno come una cesura e più come un'evoluzione della linea già intrapresa. Tuttavia, il nodo della questione resta il rapporto tra queste misure e il fenomeno degli sbarchi, ed è proprio su questo terreno che il dibattito pubblico tende a farsi più confuso. Maggioranza e opposizione infatti rivendicano, a fasi alterne, risultati e responsabilità, selezionando i dati più favorevoli, rendendo difficile per l'opinione pubblica orientarsi. E qua mi fermo, in poche parole. Ognuno dice qualcosa basandosi su dati differenti e quindi c'hanno ragione, come al solito, tutti. Giro la pagina. Siamo sempre sul quotidiano La Stampa. Per voi animalisti di centrodestra, siamo un po' tutti animalisti, te l'ho detto, io ero un eco animalista di quelli cattivi, e poi mi sono accorto che gli animalisti odiavano la Lega, e mi sono guardato tutte le tessere della Lega che avevo e allora ho lasciato stare. Però come si fa a non essere dalla parte del lupo? Titola oggi il quotidiano La Stampa, pagina 20. Aprire la caccia al lupo è una barbarie per soddisfare i desideri di pochi. A Yellowstone furono sterminati e poi reintrodotti negli anni 20. Ricordiamo le regole in Italia. A marzo c'è stato in Italia il via libera alla legge europea sul declassamento della protezione del lupo, votatissima dalla Lega. Perché naturalmente qui non si scrive a pagina 20 della Stampa, non c'è un motivo. Perché? Perché erano troppi e facevano e fanno dei danni enormi. Perché li abbiamo cominciati a vedere a Busto Arsizio, dove non dovrebbero esserci dei lupi, ok? E soprattutto, ribadisco, sono lupi, l'animale a mio parere più bello del mondo, che va salvaguardato. Proprio per questo bisogna fare in modo che non arrivi a Busto Arsizio e neanche sui Navigli. Prima gli abbattimenti richiedevano deroghe, ora potranno avvenire con piani regionali. Intanto in Senato si discute il DDL che riforma la caccia, riduce le aree protette e aumenta le specie che si possono uccidere. Perché? Non lo spiega. Perché? Perché probabilmente ce ne sono troppi di questi ungulati, di questi animali. Sono cattivi? Il lupo cattivo è cattivo? No! Ma quando sono troppi diventano pericolosi. Ripeto, per qualunque cosa, che abbiate un bambino, che abbiate un gattino o un cagnolino, o se avete del pollame, caprette, eccetera, eccetera. Mi zittisco, chiaramente aspetto il vostro commento al 340-6709-659, dalla parte del lupo, scrive oggi La Stampa a pagina 20. Giro di nuovo la pagina, cosa può accadere ancora? Che dai, potrebbe accadere davvero questa cosa? Ragazzi, il 19 giugno potrebbero scattano, scrive La Stampa, le novità sul telemarketing. Ragazzi, potrebbero non romperci più le scatole. Contratti luce e gas nulli
senza il consenso, quindi dovrebbero smettere di telefonarti per proporre questo o quest'altro. I cambiamenti sono contenuti nel decreto bollette. Consumerismo, così più tutele all'utenza. Insomma, rivoluzione nel telemarketing. Il 19 giugno scattano alcune disposizioni contenute nel decreto bollette che interessano le telefonate commerciali, che propongono al pubblico contratti di luce e gas. E ragazzi, forse è davvero finita? Ne parla solo il quotidiano La Stampa. E ragazzi, a pagina 23, se non compriamo La Stampa non potremo saperne niente di più. Scherzo, trovate la cosa sicuramente su internet da qualche parte. Io ve l'ho messa sul tavolo perché è una bella novità, mai come quella che ci propone il quotidiano Il Giornale. Eh sì, spari contro l'America, taglio alto, ma che interessa a me, business rosso sui clandestini, via dall'Albania 2 migranti su 3, attenzione, paginone a pagina 13 del quotidiano Il Giornale con Francesco Boezzi, il business dei ricorsi contro il CPR albanese, 2 su 3 rientrati in Italia. Gli avvocati rossi hanno bloccato i rimpatri di 345 irregolari pericolosi. Il caso del pizzino dal PD. Che sta succedendo, ragazzi? Perché poi in taglio basso c'è Felice Manti che ci dà dentro stupratori di minori, ladri armati, ricettatori. Ecco chi è recluso a Jadè, in Albania, ma viene liberato. Le corti d'appello impongono che chi viene espulso e fa domanda d'asilo anche strumentale stia in Italia. Come cambia la norma dell'Unione Europea? Cominciamo dagli avvocati rossi. Il giochino dei ricorsi frena la macchina dei rimpatri. Su 495 migranti passati dal CPR di Jadè, Albania, 2 su 3 non sono stati rimpatriati. Per 266 regolari il trattenimento non è stato convalidato dopo la richiesta di protezione internazionale. Tutti i trattenuti in Albania che hanno precedenti sono ritenuti pericolosi a livello sociale. I trascorsi giudiziari degli ospiti in questione vanno dallo stupro al furto, dalla rapina ai maltrattamenti familiari anche verso minori, dallo spaccio di sostanze stupefacenti alla resistenza pubblico ufficiale. Il governo guidato da Giorgia Meloni accelera sui rimpatri, ma la filiera migrazionista tra core legal e segnalazione dei casi fa ostruzionismo, e l'ASGI, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che è legata a Magistratura Democratica, avrà a gravitare attorno al centro di permanenza e rimpatrio di Jadè, e a tornare indietro in direzione dell'Italia sono stati ben più di 266 migranti, oltre a quelli dimessi per la mancata convalida del trattenimento da parte dell'autorità giudiziaria. Infatti ne esistono almeno 39 che sono stati trasferiti a Jadè per motivi sanitari. La registrazione di queste 39 dichiarazioni di inidoneità alla vita in comunità ha rappresentato un'ulteriore complicazione per il funzionamento del CPR. La concatenazione tra dimissioni sanitarie e ideologia dell'accoglienza a tutti i costi poi non è nuova. 3 mesi fa la Procura di Ravenna ha chiesto l'interdizione di 8 medici. L'accusa è di falso ideologico e la presunzione che i certificati antirimpatrio fossero falsi. Una polemica pazzesca sulla pagina Instagram di Radio Libertà su questo argomento. Mi devo fermare, ma avete capito di cosa parla oggi il quotidiano Il Giornale a pagina 13? È tutto vostro, ma restate lì perché tra poco arriva Riccardo Molinari. I could be the twist, the one to make you stop, the icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, with me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us.
one with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh, the way we like to share a walk in Central Park. I could be fresh air, might be the girl of your dreams. There's no need to hide if you're into me, 'cause I'm into you quite intimately. And maybe one night could turn into three. Well, I'm down to see, 'cause I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm a perfect mix up Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with me. It's so easy. It's so easy. It's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. I'm the perfect mix up Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with me. Ragazzi, ogni tanto mettiamo anche musica di gran classe. E minimo! Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ce n'era un'altra, It's So Easy to Fall. Ma questa è un'altra, un mix di jazz, pop, bossa nova che la avvicina alle ballate di Amy Winehouse. Un inno alla sicurezza di sé, alla semplicità dei sentimenti. Olivia Dean, scritto Dean, So Easy to Fall in Love, su tutti gli store digitali. Qui Parlamento. Buongiorno e buona settimana al capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega Piemonte, Riccardo Molinari. Ciao! Ciao Sammy, un saluto a tutti. Da dove partire? Allora, tralasciamo l'attentato a Trump perché chiaramente è stato un gomblotto e forse non è vero assolutamente niente. Un argomento invece secondo me più importante che passa sotto traccia quest'oggi sui quotidiani, anzi più di uno, è quello della sicurezza che mi ha fatto subito cadere le braccia. Oggi sulla Stampa è lunedì e cosa succede di lunedì spesso e volentieri? Arriva il sondaggio della Ghisleri. A proposito di sicurezza, pagina 17 della Stampa, il governo delude il 52% degli italiani, critici anche 4 elettori di Forza Italia su 10. Insomma, secondo la Ghisleri abbiamo fatto questo nuovo decreto sicurezza, e se vuoi ci puoi dire anche quelli che sono i pilastri di questo nuovo decreto, perché quello di prima era servito a poco o niente. Qual è la verità, Molinari? Allora, il tema questa è un'accusa che fa sempre anche il centrosinistra e mi fanno morire dal ridere, perché abbiamo il centrosinistra che ogni volta che facciamo un provvedimento sulla sicurezza dice che vogliamo vietare il dissenso, che colpiamo le categorie più fragili, che non affrontiamo i veri problemi strutturali, eccetera, 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 salvo poi però ogni volta che c'è un episodio di cronaca nera accusare il governo di non fare abbastanza, o salvo poi ad esempio in molte città amministrate dal centro-sinistra, c'è ad esempio della mia città, ad esempio Alessandria, utilizzare ad esempio le zone rosse, cioè gli strumenti che i decreti sicurezza mettono a disposizione. Quindi insomma c'è una grande ipocrisia da parte di chi ci critica. Qual è la logica di un nuovo decreto sicurezza? Visto che la sicurezza è un problema complesso, e visto che tutti questi problemi, questi decreti, queste norme che abbiamo messo in campo, le abbiamo messe in campo ragionandoci con le forze di polizia, con gli operatori delle forze dell'ordine e in qualche modo cercando di andare ogni volta a risolvere dei problemi che restavano irrisolti con le leggi che c'erano prima, per dare a polizia e magistratura maggiori strumenti più efficaci per contrastare la delinquenza,
Al primo provvedimento ne è susseguito un altro per andare a migliorare alcuni aspetti. Non è che quello che c'era nel primo decreto non serve a niente, serve come, vi ho fatto l'esempio delle zone rosse, in molte città vengono utilizzate ad esempio, ma io ti voglio fare l'esempio invece di questo secondo decreto che va a migliorare alcuni aspetti, ad esempio tutela delle forze dell'ordine. Già nel primo c'erano tutele importanti, concordate con i sindacati di polizia e quant'altro. Voglio ricordare il nuovo reato di rivolta in carcere contro gli agenti della penitenziaria, piuttosto che la flagranza differita per chi commetteva violenza verso le forze dell'ordine. Ecco, oggi noi mettiamo anche una norma in più che prevede che se qualunque cittadino, ma chiaramente pensato soprattutto per le forze dell'ordine, si difende da un'aggressione e usa un'arma, quindi può essere imputato di eccesso colposo di legittima difesa. Nel momento in cui è dimostrato che la situazione è una situazione che portava a doversi difendere, non ci sarà più l'iscrizione automatica nel registro degli indagati, e questo è qualcosa che soprattutto le forze di polizia chiedevano a gran forza, anche perché essere indagati in un processo penale per un agente di polizia vuol dire magari venire sospeso dal servizio e avere lo stipendio sospeso, tanto per fare un esempio. Oppure manifestazioni violente, si è introdotto il fermo preventivo di 12 ore. Vi ricordate i cortei di Askatasuna, i cortei contro le Olimpiadi a Milano, i cortei Propal, con tutto quello che ne è seguito. Spesso dentro questi cortei ci sono figure note alle forze dell'ordine per essere dei violenti o che vengono intercettati, ad esempio in treno, mentre arrivano sul luogo della manifestazione, con strumenti atti a offendere. Ecco, prima non si poteva fare nulla contro queste persone, e però sentivamo poi sempre i pianisti della sinistra dire ma la manifestazione non è fatta da violenti, ma ci sono gli infiltrati. Ecco, il fermo preventivo di 12 ore serve proprio alla polizia, sempre con l'avallo di un magistrato, quindi quando si dice lo stato di polizia non ci sono le garanzie, non è vero, perché il fermo preventivo dovrà essere sempre convalidato da un procuratore della Repubblica, quindi c'è il controllo, giudiziario. Prevede di fermare i soggetti noti che possono creare caos e violenza nelle manifestazioni, proprio per prevenire gli atti violenti. Oppure se qualcuno commette atti violenti nelle manifestazioni è previsto che nelle 24 ore successive, anzi 48 ore successive, possa essere arrestato, cioè arresto differito. Così come per quanto riguarda i furti in casa, è stato reintrodotto il furto con destrezza, il furto con strappo, in modo che i furtatori possono essere perseguiti direttamente dalla Procura della Repubblica senza la necessità di una querela. Ci sono le norme sui maranza, cioè il fatto che per i minori, anche se avevamo già fatto il decreto Cutro che aveva dato molte risposte, ora si prevede che ci siano più reati per i quali i genitori devono essere chiamati dall'autorità pubblica, dal questore, ed eventualmente sanzionati per prevenire quindi fenomeni di criminalità maggiore. Il divieto assoluto di vendita dei coltelli ai minorenni, il divieto di porto di lame e coltelli. Insomma, ci sono un sacco di cose, una stretta anche sui ricorsi per i richiedenti asilo, dove non sarà più automatico che chi si vede bocciata la richiesta di asilo nel paese possa accedere al gratuito patrocinio automaticamente per fare appello. E il fatto che se uno è in prigione e ha una pena da scontare sotto i 2 anni possa essere immediatamente rimpatriato invece che avere il foglio di via e girare liberamente, o comunque invece che avere una misura alternativa che porta a essere di fatto libero. Misure contro lo spaccio, insomma sto facendo un lungo elenco, però sono tutti aspetti, quelli del nuovo decreto sicurezza, che già erano stati affrontati in quelli precedenti, ma si vanno a perfezionare alcuni aspetti, cioè si vanno a modificare alcune norme per permettere alle forze dell'ordine di poter agire e contrastare in maniera più efficace la delinquenza. Questa è la ratio. Se verrà fuori qualche altro buco, nella legislazione, e faremo altre norme, perché questo è il nostro compito, però non significa che non funzionino quelle prima. La verità è che la situazione nel nostro paese peggiora perché ci sono delle criticità portate avanti da certa gente che la peggiorano, che peggiorano la nostra vita, e il governo sta facendo del suo meglio per mettere dei paletti ben precisi, per circondare questi personaggi con un cordone sanitario, ma soprattutto di sicurezza. Senti, un altro argomento di questa settimana, e qui entriamo naturalmente anche nella programmazione del Parlamento,
Mattino, questa volta sono su Repubblica. Uella, il Sammy Varin quest'oggi dove ti porta? Addio patto di stabilità, la Lega vuole lo strappo ma irrita gli alleati. E qui arriviamo forse a giovedì, dove in Parlamento si dovrebbe discutere, bisogna esprimersi dal punto di vista economico. Che cosa vuole fare la Lega che, secondo Repubblica, irrita gli alleati dal punto di vista economico? Chiaramente ci sono varie modalità. Si può dire sospendere il patto di stabilità, sforare il patto di stabilità, si può parlare di aumento del deficit, di scostamento di bilancio. Tutto questo tradotto perché altro problema della vita quotidiana di noi italiani, perché c'è stato l'attentato a Trump, sono d'accordo, ma noi dobbiamo anche mangiare quest'oggi e fare benzina. Cosa sta succedendo? Che cosa propone la Lega? E davvero ci potrebbe essere uno strappo non solo con gli alleati, ma addirittura con l'intera Europa? Beh, allora, noi dobbiamo votare il documento di programmazione della finanza pubblica, il vecchio DEF, a giovedì. Quindi ci sarà una risoluzione e noi stiamo spingendo perché sia molto chiaro il fatto che ci sia la volontà dell'Italia, indipendentemente dalla sospensione del patto di stabilità europeo che stiamo chiedendo da settimane, l'ha chiesta anche il ministro Giorgetti, l'abbiamo chiesta alla manifestazione dei Patriots a Milano. E noi vogliamo che l'Europa ci dia degli spazi di spesa per poter continuare a far fronte al caro energia, anche perché banalmente lo sconto alla pompa di diesel e benzina scadrà il 1° maggio e un mese di questa operazione è costato 1 miliardo, che è tanto. Quindi o l'Europa ci dà la possibilità di sforare il patto di stabilità e quindi di fare più debito, o diversamente non saremo in grado con risorse nostre di cercare di aiutare i cittadini italiani e le aziende a pagare meno i costi dell'energia. Questa è la situazione. Quindi, visto che è stato che la priorità è questa, noi vogliamo che questo punto sia chiarito molto bene e la possibilità di uno scostamento che dovrebbe esserci comunque nella relazione del MES, quindi nella relazione di Giorgetti, noi punteremo molto su quello, cioè se l'Europa non sospenderà il patto di stabilità, perché come sappiamo ci sono altri paesi che hanno una percezione diversa di questa crisi, che non la stanno vivendo male come noi, perché sono meno urbanizzati, sono meno industrializzati, magari hanno costi di energia più basso perché hanno il nucleare, quindi ogni paese ha le sue particolarità. In Italia questa situazione è molto pesante e quindi se l'Europa non sottende il patto di stabilità, quello che noi chiediamo di fare è farlo comunque noi, nel senso andare comunque in quella direzione, facendo debito. Del resto gli amici francesi sono anni che sforano i rapporti, i limiti europei proprio per far fronte a una situazione economica difficile, e credo che in questo momento non possiamo fare altro noi, perché diversamente metteremo una zavorra all'economia che creerebbe dei danni ben peggiori che l'usare risorse pubbliche per contenere i costi dell'energia. Quindi questo è il punto centrale della discussione che faremo giovedì. E sappi che mentre parlavi sono arrivati decine e decine di WhatsApp con applausi e incitamenti. Facciamolo. 5 secondi, ci sono altre segnalazioni per la settimana parlamentare? Beh, questo è il punto principale, sarà questo giovedì, poi in settimana ci sarà una serie di discussioni sulla proposta di legge sulla valorizzazione del mare, una proposta di legge sul piano casa, e poi c'è la riforma costituzionale di Roma Capitale, e vedremo se la voteremo già questa settimana o no, dove peraltro voglio ricordare la Lega ha ottenuto delle competenze amministrative speciali anche per le città metropolitane con un lungo braccio di ferro. Vedremo se sarà già discussa questa settimana, ma certamente credo che tutte queste giornate saranno impegnate dal dibattito sul documento di programmazione finanziaria, perché è il punto centrale. Chiaro. Chiaro che mentre parlavi di Roma Capitale mi grattavo, ma poi per fortuna hai aggiunto che la Lega ha rotto le scatole proprio dopo 5 secondi di sentir parlare di Roma Capitale. Giustamente si sono fatti sentire dicendo: ragazzi, si fa qualcosa anche per le grandi città del nord. E come che si fa? Riccardo Molinari, grazie della pazienza, buona settimana. Un abbraccio Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento.
Eh sì, perché cioè, se si va a Roma Capitale e come minimo facciamo anche un po' di autonomia per il nord. Che ne pensate? 340-6709-659, ragazzi miei, vi piace come format di rassegna stampa? Fatemelo sapere. 340-6709-659. Un giro sul Corriere della Sera. Spari alla cena con Trump. Potrebbe essere il titolo di un film. Entrando all'interno del Corriere, i complottisti scatenati, il sorriso di Exit, l'avviso di Miss Leavitt, complottisti scatenati a destra e a sinistra, i dubbi della rete, scrive oggi Michele Farina sul quotidiano Il Corriere, lo scrittore Wislov che dice un diversivo, il marito della portavoce presidenziale avrebbe allertato la corrispondente della Fox dicendo sta in guardia. Insomma, i maga scettici tra i repubblicani c'è chi ritiene che sia stata una finzione anche il ferimento nel 2024. Insomma, se siete davvero complottisti patentati, oggi il quotidiano Il Corriere è vostro. Giro la pagina, altra bella notizia quando si comincia la settimana. Allora, da una parte c'è la sicurezza, per cui il governo non vale una ceppa, dall'altra c'è sul Corriere la Gabanelli che parla di prezzi alti e salari fermi. Cosa si è inceppato? Contratti scaduti e rinnovi più bassi dell'inflazione, misure fiscali distorsive che discriminano e non risolvono, le colpe di sindacati e aziende con regole ferme al 1993. Avete letto bene, colpe di sindacati per i sindacati, è colpa dei sindacati. Insomma, perché lo stipendio che i lavoratori dipendenti mettono in tasca non regge il passo dell'aumento dei prezzi e nel carrello della spesa non riescono più a mettere le stesse cose di 6 anni fa? Vediamo cos'è successo, ma per vederlo dovete leggere il Corriere della Sera, che a pagina 29 si occupa del caro carburante. Attenzione, per voi che viaggiate o avete ancora in mente di andare in vacanza quest'estate, non solo il caro carburante, dalla scelta del posto ai bagagli, ora volare costa il 40% in più. Le compagnie ritoccano i prezzi dei servizi per sostenere i costi della crisi, scrive Leonard Barbieri oggi sul Corriere. Jet fuel, il valore del jet fuel è raddoppiato a causa del conflitto nel Golfo, l'impatto sulle low cost, l'esborso, la tariffa media su scala mondiale è balzata del 24% rispetto a un anno fa. Insomma, un altro paginone che ci fa venire una voglia di prenotare le vacanze, ragazzi, ma proprio di lunedì le dovete fare ste cose. Io veramente non riesco a capire. Siamo sul quotidiano Il Tempo che ha titolato Cercano il morto lì e pure qui, e a pagina 5 Trump ancora nel mirino, e in Italia la situazione non è diversa. Il 25 aprile lo ha confermato un bel editoriale di Daniele Capezzone che ci parla di come ci sia questo parallelismo tra una certa cattiveria con una T sola. Giro nuovamente la pagina ed eccolo qua in taglio basso a proposito di conti pubblici. I mercati finanziari non temono lo sforamento del deficit italiano. Chi compra debito punisce solo chi fa manovre per erogare sussidi generalizzati. Paolo Reboiani. Il Parlamento si esprimerà giovedì, come dicevamo con Molinari, sul documento di finanza pubblica, cioè sul documento che certifica i risultati economici del 2025 e inquadra la prossima legge di bilancio. Il governo approverà in questa settimana un provvedimento per aiutare famiglie e imprese e sostenere l'occupazione. La settimana dunque darà una prima direzione alla politica economica dei prossimi mesi, nella consapevolezza che occorre agire con tempestività e con giudizio, pure se con gradualità. La situazione internazionale rimane complessa e soprattutto confusa. L'impatto della crisi energetica si fa sentire sul carrello della spesa e su determinati settori produttivi, ed è abbastanza chiaro che la restante parte del 2026 sarà segnata da questo shock.
L'obiettivo prioritario del governo deve essere mantenere un sentiero di crescita positiva e evitare un aumento dell'inflazione che eroderebbe i redditi delle famiglie e la redditività delle imprese. L'Italia ha conseguito risultati importanti sul versante della finanza pubblica, e prosegue l'articolo che ci dà speranza, ma che poi ci mette alle prese su quanto bisognerà scrivere nero su bianco giovedì. Giro la pagina e Giro Quotidiano. Sono tornato su Repubblica. Trump cena con sparatoria, la lunga scia di sangue di folli e lupi solitari che porta alla Casa Bianca. Ma attenzione, anche qui su Repubblica, in taglio basso a pagina 6, MAGA e Teheran accusano solo una messa in scena. In rete ogni video è dissezionato. Il sorriso di Exet, le parole di Lewitt, ci saranno spari. La base complottista MAGA ci ha messo quasi 2 anni prima di mettere in dubbio l'attentato a Donald Trump avvenuto a Butler in Pennsylvania nel luglio 2024. Stavolta ha impiegato meno di 20 minuti per non prendere sul serio quello alla cena di gala dei corrispondenti. E qui un altro paginone. Tutto per voi gomblottisti. Oh, non è che noi non ci crediamo, però diciamo che forse ci sono delle cose più importanti a cui pensare, o se volete c'è il parallelo a pagina 10 di Repubblica con la Fenice che licenzia Venezia, ha offeso l'orchestra, e Giuli che dice stiamo con il teatro. Dopo mesi di polemiche culminate nell'intervista alla Nation, la direttrice è estromessa dal sovrintendente da qualsiasi incarico. E il personaggio con concetto vecchio, show, poltrone e polemiche, la vita sopra lo spartito della musicista cara Meloni. Il papà vicino a Forza Nuova, la poltrona da consigliera al Ministero della Cultura, le contestazioni a Palermo. Tutto vostro. L'articolone su Repubblica, che è un doppio articolone perché sono 2 paginoni, con la spalla di Corrado Augias, giù il sipario su una storia di imprudenza. Chiaramente si intervista anche il direttore Ranzani. La bacchetta si è rivelata corta, serve altra esperienza per quel podio. Parla il direttore che si è esibito nei teatri di tutto il mondo. Si è chiusa come previsto una situazione scabrosa. E voi come la pensate? 340 6709 659. Lo sapete che noi siamo qua per ascoltarvi, e soprattutto quello che poi ci dite finisce sul nostro sito radiolibertà.net. Sappiate che in taglio basso anche a pagina 13, Repubblica è una miniera d'oro su questo argomento, si intervista Matteo Orfini, già presidente del PD, che oggi siede in Commissione Cultura, e non è sorpreso neanche un po'. Altro che egemonia culturale. La destra ha saputo soltanto occupare. Anche qui vi chiedo un misero pensiero al 340 6709 659. È interessante, ci stanno facendo la festa sui quotidiani. Sto per andarmene, sì, ma apro anche le linee. Il più veloce entra in diretta 0292947222. So che vi piace questa cosa di entrare in onda il più veloce, la dice pesante. Faccio un giro sul quotidiano La Verità, che a pagina 4 in taglio basso, Francesco Borgonovo qui scrive: rimpatrio volontario dei minori? Per i Dem devono restare per forza. Toghe contro i prefetti, farebbero pressioni sui migranti. Zampa che difende la sua legge. Ogni volta che si pronuncia la parola rimpatri, un progressista da qualche parte nel mondo ha un mancamento, proprio non ce la fanno. L'idea di far rientrare in patria qualcuno che viene da fuori non riescono a digerirla, anche se il rimpatrio viene effettuato in modo assolutamente rispettoso, dignitoso e umano. L'unica cosa che conta è che gli stranieri restino qui, a prescindere da
tutto. Ecco perché dopo il DL sicurezza il nuovo obiettivo della sinistra è il DDL immigrazione, approvato l'11 febbraio e in procinto di affrontare l'Aula del Senato. Una norma che prevede 2 modifiche rilevanti che riguardano in particolare i minorenni. Attualmente a disciplinare l'accoglienza dei minori è la cosiddetta legge Zampa, che prende il nome da Sandra Zampa del PD. Prevede che i minorenni vadano accolti in ogni caso, senza particolari approfondimenti, talvolta in base a una semplice autocertificazione sull'età. Abbiamo visto minorenni con la barba bianca. Non solo, gli stranieri al di sotto dei 18 anni non si possono rimpatriare a meno che non siano loro stessi a scegliere il percorso di rientro volontario. Questo ovviamente pone una serie di problemi. Qua mi fermo, ma è oro colato la meditazione di Francesco Borgonovo oggi sul quotidiano La Verità. Sentiamo chi c'è in linea. 029294 7222. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora, sui migranti, cosa ridetta e ridettata, più ne ospitiamo signor Semmi e più ne arriveranno. I cosiddetti accoglienti, dico io, però a casa altrui, vogliono capire o no che più ne ospitano e più ne arriveranno? Posso capire, signor Semmi, che agli imprenditori fanno comodo così abbassano i salari anche dei nostri, ma i buonisti a tutti i costi si sono accorti che siamo strapieni di sta gente e che non possiamo mantenere tutti i disperati del mondo? Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. E io rispondo con un gulp. Quanto siete tosti? 0292947222. Prima della prossima chiamata sono sempre sul quotidiano La Verità, ma a pagina 5, vedi come la mette giù differente La Verità. La Meloni in pressing contro il patto di stabilità, per colpire gli avvoltoi del governo. Il premier vuole sforare le regole UE per aiutare imprese e famiglie. In settimana piano casa e decreto lavoro, poi possibile voto sulla clausola nazionale. Intanto i tifosi dell'inciucio, pure Giavazzi e Bini Smaghi, gufano. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Inizialmente il mio intervento voleva essere su altre cose, ma visto che la signora Lisetta mi ha imbeccato, volevo far sapere a quanti abitano in un paese o in una città governata dalla sinistra, che dà la colpa, come quanto succede qui a Mantova, il sindaco Palazzi di sinistra non perde occasione per dare colpa al governo per non fare niente contro la sicurezza, contro l'insicurezza. Guardate che la sicurezza a livello locale dipende dal sindaco, che deve chiedere l'intervento speciale del prefetto in situazioni di gravità. Ad esempio, c'è uno sbandato ubriaco che aggredisce la gente con un macete. Se il sindaco non avverte il prefetto, e nessuno lo avverte, il prefetto non può né intervenire e neanche bloccare, arrestare e far spedire altrove lo scalmanato, l'immigrato clandestino che crea problemi. Quindi è sempre colpa dei sindaci che non chiedono l'intervento del prefetto, che poi è il braccio armato, il braccio del Ministero dell'Interno. Tutto qua. Ciao Sammy, grazie. Sempre grazie. Cure gratis all'ustionati di Kranz, altra polemica del weekend. Il Servizio Sanitario Italiano non copre i trattamenti alle vittime di gravi bruciature. Pronto una risoluzione per colmare la lacuna? Mule, tutela piena e immediata. Cosa succede? Succede, avete capito, no? La Svizzera vuole i soldi, sembra incredibile. Chi più ha soldi, più ne vuole fare ancora. Vuole i soldi per le cure e noi diciamo di no, perché quelli che stiamo curando al Niguarda ci fanno spendere molti più soldi di quelli che sta spendendo la Svizzera e noi li facciamo pagare, ma c'è il problema delle cure post, i trattamenti dopo le bruciature che non sono coperti dai LEA, non sono coperti dal sistema sanitario italiano, quindi bisogna fare qualcosa e il Parlamento ci sta seriamente pensando. Qua mi fermo. Certo, ringrazio tutti voi per il gentile ascolto. Mi avete riempito di WhatsApp al 340 6709 659. Io ritorno e li leggo tutti alle ore 11. Va ora in onda